Allora, io ho fatto il classico e la mia scuola ha organizzato per 2 anni di seguito 2 laboratori teatrali con Sante Maurizi e Daniela Cossini, cioè diretti da loro due. In realtà li ha organizzati la scuola attraverso diciamo, l'impulso nostro dei rappresentanti d'istituto, perché già un po' a me e ad alcuni miei amici piaceva l'idea di fare un laboratorio teatrale. Quindi li abbiamo organizzati, lì ho conosciuto Sante Daniela, abbiamo fatto 2 bei lavori di fine laboratorio e dopo questo, stiamo parlando degli ultimi 2 anni delle superiori, dopo questo Sante ha richiamato me e tutti gli altri ragazzi maschi del laboratorio perché c'era un regista di Cagliari che stava cercando il protagonista per il suo film. E quindi io ho conosciuto Enrico Pizzianti, ho fatto il provino, gli sono piaciuto immediatamente perché fisicamente ero quello che stava cercando e quindi mi ha voluto per il suo film, ho fatto un po' di provini con lui su parte, eccetera. E lì ho iniziato, ho lavorato con lui, ho fatto questa bellissima esperienza con lui, questo lungometraggio in cui ero il protagonista, quindi è stato anche un lavoraccio da un punto di vista anche interpretativo, se vogliamo. E niente, poi mi sono iscritto all'università, ho deciso di iscrivermi all'università rimanendo qua a Sassari, anche perché poi avevo appunto il film, quindi non è che potessi andare fuori, eccetera. E poi dopo che è uscito il film ho continuato a lavorare con Santi, ho fatto Canto di Natale per 3 edizioni al Ferroviario e poi ho scoperto per puro caso ancora una volta che stavano cercando degli attori sardi per un film che uscirà a breve, 20 sigarette. Ho fatto il provino e sono riuscito a infilarmi anche in quel progetto che è ugualmente un progetto importantissimo e su cui ho molta curiosità e molte aspettative anche. È un'opera prima per quanto riguarda la fiction, perché Enrico Pizzianti era un documentarista, lo è ancora, aveva già fatto diversi documentari molto belli tra l'altro, e poi aveva questa storia nel cassetto da 10 anni che ha avuto 6.000 metamorfosi, la voleva ambientare a New York, poi ovviamente per questioni economiche e anche logistiche non è riuscita ad ambientarla a New York, perché lui l'aveva scritta a New York la storia, e poi invece gli è piaciuta l'idea di ambientarla a Cagliari perché è la sua città e poi perché effettivamente, come dice sempre lui, è una città poco raccontata dal cinema e quindi è stata secondo me un'ottima trovata perché ha reso Cagliari una metropoli qualsiasi, poteva essere, cioè se uno non sa che questo film è andato a Cagliari potrebbe essere qualsiasi porto mediterraneo in generale. Perché appunto dipinge questa Cagliari multietnica, il film è tutto girato, quasi tutto girato nel quartiere Marina, che è proprio un centro storico multietnico pieno di neri, di magrebini, di cinesi, e quindi anche un film molto variopinto se vogliamo. La storia è di un ragazzo che dal paese decide di andare a Cagliari e decide di andare a Cagliari perché vuole fare lo scrittore, quindi si rende conto di dover un po' aprire gli orizzonti, no? E va a Cagliari ospite dello zio, con questo zio un po' trafficcone, che tenta di fare il giovane e ormai non lo è più, e quindi hanno un rapporto un po' conflittuale. E a Cagliari lui inizia un po' a muoversi, cerca un po' di contatti conosce uno scrittore di Cagliari che poi lo fregherà. E poi conosce una ballerina cubana di cui si invaghisce e poi finisce naturalmente malissimo.
E quindi sì, è una storia più che altro universale, nel senso che può essere adattabile in qualsiasi parte del mondo. È una storia di formazione, un ragazzo che decide di diventare grande e di cavarsela da solo, di fare le sue esperienze e poi infatti sceglierà di andare via dalla Sardegna, ma non perché è la Sardegna, perché probabilmente arrivati a un certo punto è giusto andare via dal posto in cui si è nati semplicemente. Non è un atteggiamento snobistico nei confronti della Sardegna, è proprio un atto quasi necessario forse per la crescita della persona. Vieni, vieni. Bello qui, ti piace? Sì, sei stato veramente bene, complimenti. Modestamente zietto, le cose le fa bene. Dai, metti la roba lì. Oh, ma Simi, questa finestra deve restare sempre chiusa. Va bene. Vieni, vieni qui. Ho buttato giù tutto all'americana, open space. No, anche quella finestra deve restare sempre chiusa. Perché? Perché ci abita la vecchia, l'ha riempita di merdaglia là sotto, merdone così. Se lo sapevo, manco compravo. Comunque l'affare l'ho fatto lo stesso, vale già 3 volte quello che l'ho pagata. E in più, quando sarà ristrutturato il palazzo, aumenterà ancora di valore. Peccato per la negraglia che viene a vivere in zona, ha sporcato il quartiere. Vieni, ti faccio vedere la stanzetta di zio. Guarda un po', carina, eh? Bella. Questo è il bagno. Oh, ma Simi, qui ci sono 6 ore d'acqua al giorno, quindi la sera risparmiare l'acqua. Ricordate, qui c'è il letto tuo. La sera tiri fuori, la mattina metti dentro. Tiri fuori, metti dentro, tiri fuori, metti dentro. Il giochino lo conosci, vero? La novità è, secondo me, non tanto che sia un film metropolitano cittadino, ma è stata proprio nello sguardo, secondo me. E nel sentire anche dei ricordi estetici, di linguaggio di altro cinema, per esempio, no? Enrico ricorda sempre che come si sia ispirato alla commedia sudamericana, nella coralità del racconto, per esempio. Anche questo è importante, no? Quando si fa cinema, quando si fa arte, anche tentare in un certo senso di mischiare forse diversi linguaggi, di ricordare le cose che ci sono piaciute, che abbiamo visto, infilarcele dentro, non lo so. Guarda che comunque prima a casa non ero depresso, eh. Anzi, ho anche trovato la chiave per il racconto della vecchia. Lo fai leggere? No, non è finito. Dai, per favore. Dai. No. Allora me lo leggi tu. Era notte. Tutto intorno al cavredio vorticavano le finestre come orbite nere senza sguardo. E nel silenzio la vecchia uscì curva, muovendosi a scatti come un sorcio fuori dalla tana. Ma ecco improvvisamente, nel buio, in un punto imprecisato, lo scatto del caricatore di una pistola. Ah, adesso mi piace. Bravo, bravo che sei. Mostrare una Sardegna multiculturale, perché è multiculturale la Sardegna? Non ci sono solo sardi in Sardegna, quindi è giusto mostrare anche questa varietà.